Salve a tutti, sono Vanzan Loris, responsabile ambiente della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista. Stamattina ci siamo trovati in piazza Este per effettuare un flash mob contro Sesa, un'ennesima scenetta legata ai rifiuti nella bassa padovana. Da circa 2 anni portiamo avanti una battaglia sul territorio che parte dallo scandalo Padova 3, 30 milioni di euro spariti dalle casse sostanzialmente dei comuni. Riteniamo responsabili i sindaci che dovevano gestire il piano rifiuti nel territorio, e questo è l'ennesimo scandalo che colpisce la bassa padovana. Riteniamo fondamentale denunciare come in questo territorio l'ambiente, lo sfruttamento dell'ambiente appunto stia diventando un business per pochi. Ecco, riteniamo ci sia la necessità di riformulare tutta la gestione che riguarda sia i rifiuti che i fondi a loro dedicati. Abbiamo visto come 58 sindaci siano riusciti a votare, nel caso di Padova 3, preventivi di bilanci e bilanci sostanzialmente truccati, cioè che in 2 anni nessuno è riuscito a denunciare il fatto che un'azienda a gestione pubblica e privata riuscisse a fare un danno di 30 milioni che gli stessi cittadini dovranno ripagare. Ecco, ricordo che vari comuni nella bassa padovana hanno stanziato dei fondi dagli 800.000 euro a 200.000 euro proprio per sanare un eventuale fallimento che poi è avvenuto di Padova 3. Ecco, noi riteniamo questo che sia il classico gioco delle scatole cinesi, in cui i cittadini paghino la mala gestio degli amministratori. Vediamo poi che gli stessi amministratori con fondi responsabili di società tipo rifiuti si occupino anche della gestione di migranti. Insomma, migranti, rifiuti, una cementificazione selvaggia nella bassa padovana siano temi che dovrebbero far preoccupare anche rispetto a eventuali infiltrazioni mafiose che stanno colpendo il territorio sia nel Veneto ma anche in altre regioni del nord. Siamo molto preoccupati e invitiamo tutti i cittadini ad avvicinarsi a queste lotte che non solo e soprattutto si occupano della salute nostra e dei nostri figli, ma anche della gestione politica che fino a questo momento sembra particolarmente compromessa.